Normalmente quando si parla di personaggi grandi come Grazia Deledda si ha l'impressione, soprattutto se si studiano gli autori dopo 150 anni dalla nascita, si ha l'impressione di avere davanti dei fiori nati dal deserto, cioè dei casi che eccezionalmente emergono senza nessuna motivazione, senza un contesto che li favorisca. E in realtà noi possiamo ricostruire la formazione di Grazia Deledda all'interno di un contesto grande, di un contesto più grande di quello nuorese, più grande di quello sardo e più grande di quello anche delle regioni d'Italia che dettano il ritmo delle evoluzioni culturali dell'Italia del tempo. Grazia Deledda, per orientarci meglio nel tempo, dobbiamo collocarla come data di nascita nel 1871, vale a dire a 10 anni esatti dalla primo importante passaggio dell'Unità d'Italia. L'editoria italiana in questo tempo, proprio in questi decenni, sia a Roma che a Torino, che a Firenze, che a Milano, fa molti passi avanti, intanto di ordine tecnologico e poi di ordine distributivo. Provate a immaginare che cosa significava nell'Italia frammentata portare un periodico da Milano a Napoli, da Milano a Roma. Stampare e portare un periodico attraverso la dorsale appenninica verso sud o da sud verso nord significava pagare molte volte il dazio, molte volte le tasse del transito di quella rivista, di quella serie di copie di riviste da uno stato all'altro. Con l'Unità d'Italia questo costo viene meno. Abbattuto questo costo, le case editrici hanno davanti un mercato del tutto nuovo quantitativamente e qualitativamente. Quindi finalmente per la prima volta nella storia l'editoria ha un pubblico potenziale a costi più bassi, come dicevo, di distribuzione, decisamente più bassi, ha un diritto d'autore uniforme in tutta la penisola, e questo è un altro fatto nuovo che interessa all'editoria, e dunque può dirottare questi minori costi negli investimenti per le macchine nuove. Finalmente gli editori hanno, per esempio, un pubblico nuovo di donne a cui rivolgersi e nascono i giornali per signorine, per la formazione delle signorine, per la diffusione della moda presso il segmento di pubblico delle donne urbane, per esempio, e poi nascono anche nella stessa stagione i giornali per bambini, i periodici per bambini. In molti giornali per signorine che nascevano intercettavano ben presto un pubblico sempre più vasto. Dunque si creano nuovi posti di lavoro nel campo della cultura e dell'editoria per le donne. C'è una richiesta di donne redattrici, di donne scrittrici su tutto il territorio italiano.